Economia circolare è un tema che mi appassiona e che seguo da tempo. Avevo già presentato la scorsa legislatura una proposta di legge ancora nel 2017. Adesso, dopo qualche anno, chiamiamolo, di approfondimenti, di cose che ho visto e sentito in altre realtà europee, ho deciso di presentare un nuovo progetto di legge. Perché è veramente un tema che ci coinvolgerà nei prossimi anni, è un nuovo modo di pensare quello che produciamo, quello che usiamo, cosa potrà essere il suo fine vita e come potrà essere utilizzato appunto in maniera utile. È anche argomento di questi mesi, queste settimane. Il costo delle materie prime sta crescendo in maniera esponenziale, quindi dobbiamo già adesso pensare che quello che stiamo utilizzando potrà essere utile a fare qualcos'altro nel prossimo periodo, ma soprattutto è anche un modo per cogliere le opportunità che possono essere inserite nel piano di ripresa e resilienza. 57 miliardi di euro generali per la transizione ecologica, di cui 5,7 miliardi a disposizione dell'economia circolare, quindi un nuovo modo, un nuovo metodo per produrre, per utilizzare, per consumare, ma anche per appunto avere un'idea di cosa può essere quel sistema e l'oggetto che stiamo utilizzando e come potrà essere utile in un futuro. Quindi come Regione Veneto ci poniamo anche come primo soggetto che sta legiferando in questo tema. Non esiste nulla in altre realtà regionali, ma neanche a livello nazionale, quindi spero sia anche un'opportunità da cogliere per altri che vogliono seguire l'esempio del Veneto.